Buonasera ad Alessandra Ghizzo, ben trovati a Garage Music, l'angolo live di Radio Veneto 1. Questa sera siamo con gli Aftershave, il gruppo più longevo della scena. No, non è vero. È vero, sì, siamo noi. Se era un modo gentile per dirci che siamo vecchi, allora... No, stavo cercando dei riferimenti dalla vostra descrizione su Facebook, ma me la sono scritta. Uno dei gruppi più longevi nella scena underground trevigiana e sicuramente uno dei gruppi meno conosciuti. E qua ci sta un perché, ma arriva subito dopo le presentazioni. E quindi presentiamo Lorenzo Nez Danesina, voce chitarra, ciao. Presente, ciao. Davide Abramo Andreatta al basso, ciao, e Ruggero Sorce alla batteria. Ruggero Ruggi Sorce, perché qua abbiamo detto tutti i soprannomi. Anche detto Carlo Pube. Anche detto Carlo Che è il mio nome, diciamo, da principe inglese, che non sono, peraltro. Beh, quindi da quanto suonate? Sempre la vostra pagina Facebook mi dice dal 2003. C'è una disputa in corso comunque. C'è una disputa assediata e bicchieri rotti tra 2002 e 2003. Litighiamo spesso per questo. Quindi dall'età di 14 anni 14, più o meno. sì, dai, 14 anni. E arriviamo ad oggi con Zero fama, zero più assoluto. Successo. C'è chi dice che il successo sia una cosa diversa dalla fama, neanche quello. Neanche quello, per noi no, assolutamente. assolutamente non è così. Soldi, Meno che meno. Soldi spesi, magari sì, capito spesi. quei gruppi che non li conosce nessuno, però accumulano no, neanche quello. Ci divertiamo così. Ci siamo insomma. divertiti. Esatto, Sì. per divertirci. ma quindi perché Perché no? Perché no? Perché no? Diciamo che per cercare di dare una risposta poco seria, però ahimè realistica, è che possiamo dire di essere dei pessimi venditori di noi stessi comunque come band. Cioè diciamo che la figura del manager, no? È stata costruita, si può dire, cioè sarebbe la figura perfetta per un gruppo come noi, perché noi siamo assolutamente in grado di gestirci minimamente tutto quello che riguarda Sì. Tipo oggi non sapevamo a che ora dovevamo arrivare qua, per esempio. sapevamo l'ora a cui arrivare qui, non sapevamo se eppure siete bisogna arrivati anche abbastanza puntuali, mi sembra, sì, no? è successo per caso, Noi non ti facciamo sempre preoccupare. tutto o lo facciamo sempre? Poi Noi millantiamo, come, tendenzialmente millantiamo. quello che c'è dietro. Sì, siamo dei pessimi venditori di noi stessi. Da Cioè, una abbiamo- decina d'anni a questa Sì, parte. esatto. Sì, esatto, da più o meno quella data lì. Sì, Per esempio io a casa ho uno scatolone pieno di CD nostri in Dal cellofanati. 2007, dal 2007 questo. In cellofanati, però noi, cioè, per esempio, se dobbiamo suonare da qualche parte, a fine concerto magari qualcuno viene a chiedermi se abbiamo registrato un CD, io dico sì, certo l'abbiamo registrato. E a quel punto la persona davanti a me tipo mi guarda come per dire cioè, l'avete portato ovviamente quei CD da vendere, io li guardo e mi dire sono a casa mia, siete 300, io me li Naturalmente in questa puntata radio c'è anche il video, i nostri ascoltatori lo sanno, quindi possiamo Noi non mostrare lo sapevamo. Noi non lo sapevamo. I dischi, Questo è- siamo portati. Sì, possiamo mostrarli se venite a casa di Venite a Ruggi, casa mia, possiamo mostrarvi i dischi. mi date un'email, Ma io questo vi pochi do il mio sanno- indirizzo. pochi sanno che Ruggi questo lo sapeva che c'era il è un modo per video. rimorchiare. Lo sapevo. Ma certo, ma cosa c'entra? Sì, è un modo per rimorchiare. È un modo per rimorchiare e tenersi i dischi a casa. Esatto. E così le persone devono andare a casa sua. C'è pieno di gente che c'è la fila fuori di casa per comprare il disco Non degli ne può più. Aftershave. Come si chiama il disco? Pensavo che la via Come di si casa chiama la sua. via di casa? Il disco si chiama Pro Evolution Punk Rock. Vabbè dai, almeno se lo ricorda. Se No, no, 200 no. copie Ce sparse. l'ho fatto in modo di non potermelo mai più dimenticare. Già. Pro Evolution Punk Rock. Sì. E Sì. quindi questo è un po' il genere. Cos'era un riferimento colto a Pro Evolution Soccer? Era un riferimento Ecco. colto a Pro Evolution Soccer. Soccer. Non so, adesso Siamo, diciamo così, noi siamo partiti, quando siamo partiti noi... Socia. Socia. Pro Evolution Socia. Quando siamo partiti a suonare noi, cioè, principalmente ci ispiravamo a tutti quei gruppi che più punk rock anni 90 italiani, quindi Pancras, The Rozer, Fichissimi, Impossibili, Porno Riviste, tutto quella Senza sicura. Senza Peter sicura. Punk, Peter ricordiamo Punk. Peter Punk. E poi pian pianino qualcuno diciamo ha evoluto i suoi ascolti, come per esempio il nostro buon compositore qua al mio fianco,
che dal punk rock è passato a comporre musica per film, fighetta. Musica per film, musica per orchestra. Qualcuno invece è rimasto brutalmente sotto col punk rock anni 90, che sarei io. Qualcuno invece ascolta rumoraccio di pentole come Abramo. Ottimo rumoraccio. Sì. Oppure mette lui quando è in macchina lui mette AM, da quelle cose AM, praticamente sente il rumore del suo motore della macchina praticamente. E a seconda di quanto sgasi fa più o meno rumore. È molto interessante. Una cosa interessante. Dovrebbe esistere un tipo di sintesi così, ma non c'è ancora. Non c'è ancora. Potreste brevettare. Facciamo dei viaggi in macchina di Abramo, guarda, ci divertiamo. Sì, esatto. Beh, ma dopo arriviamo anche a... Dopo andiamo anche in macchina. Arriviamo anche a quello. Facciamo una parte dell'intervista in macchina sgasando. No, noi vogliamo subito conoscere gli aftershave musicalmente, quindi direi che è l'ora di iniziare con gli ascolti. 6 pezzi quest'oggi ci presentate nei nostri studi e iniziamo con un pezzo che si intitola... Qual era la prima? Affari spenti. Affari spenti. Esatto. Non affari spenti. No, quella è una roba... Affari spenti. Una roba da linguistiche, i raddoppiamenti fonosintattici non ci interessano, è una cosa troppo quello che si è evoluto rispetto agli anni 90, quelle robe lì. Affari spenti. Hai visto che l'ha fatto di nuovo? L'ha fatto di nuovo. No, affari spenti. Grande. Abbiamo ascoltato Affari Spenti nel garage di Radio Veneto 1, loro sono gli Aftershave. Affari Spenti, c'è qualcosa da dire a proposito di questo pezzo? Cosa potremmo dirne di questo pezzo? Primo che è bello. Beh, a noi ci piace, sì, è un pezzo che ci piace. E che ricorda qualcosa? Che ricorda, sì, giustamente ci ricorda. Sì, beh, personalmente parlando adesso sono io che di solito scrivo i testi per questa
per questa organizzazione di delinquenti. Io e Abramo siamo tristemente analfabeti. Questo è il nostro piccolo segreto, ce lo portiamo dentro. C'è chi può e chi non può, allora non bisogna fargli una colpa. No, ma infatti. Assolutamente no. E no, in questo caso per esempio ci sono degli spunti, dei ricordi che saltano fuori da un nostro amico comune che qualche anno fa si è suicidato, e quindi la cosa ci ha un attimino toccati, diciamo, dentro. E quindi con il nostro solito modo di fare, cioè nei nostri testi, raro che si vada a spiegare a fondo qualche cosa con un inizio e una fine, con un capo e una coda, ecco, si danno allusivamente alcuni link a questo personaggio che insomma ci teniamo, una maglietta addosso, magari qualcuno guarderà il video del suo gruppo Disturbati dalla Quiete. Esatto. E insomma ci piace ricordare questo amico comune che non c'è più. E beh, ragazzi, ecco, vabbè, questa cosa mi spiazza un po'. Noi diciamo un sacco di stronzate, però poi in fondo siamo teneri come i butter cookies, quelli esatto, butter nel senso di butter. Siamo ritornati di nuovo al nostro livello solito. Esatto. Treviso, un gruppo di Treviso, dicevamo uno dei meno conosciuti, però attivi da sempre, insomma. Cosa c'è da fare a Treviso? Treviso è piena di ferie. Sì. Non è male. Poi cosa c'è da fare a Treviso? C'è da occupare probabilmente. C'è da occupare. Comunque, cioè, Treviso in realtà, diciamo, è stata progressivamente, possiamo dire pure, uccisa culturalmente, e anche nel quello che riguarda poi la vita sociale della città. Io mi ricordo quando abbiamo iniziato a suonare, c'era la Pausa, per esempio, che comunque era un posto dove anche gruppi emergenti avevano la possibilità di suonare. C'era il Blue Jeans, c'era anche il Monterrey dove ogni tanto si poteva suonare. Sì. C'erano comunque una serie di locali, di bar, alla fine era quello dove però sabato pomeriggio i baristi davano disponibilità a band locali per suonare, e comunque si creavano luoghi di aggregazione che non diciamo erano unicamente finalizzati poi a quello che per cui Treviso è tristemente nota, ovvero l'abbeveraggio, ecco. Poi si faceva anche quello, è parte integrante comunque dell'essere veneto, ma lui ha un accento veneto molto piuttosto marcato, no? si capisce che lui parla la mia provenienza per amor di patria, siculo-slava. Esatto, attesta questa cosa. No, sostanzialmente sì, tempo fa c'era un certo tipo di tentativo di aggregazione sana e normale, che era affidata appunto a singoli locali, bar, situazioni che purtroppo col sono tempo stati progressivamente chiusi. Sì, perché per diversi motivi. E niente, a Treviso cosa c'è da fare? Si dorme presto, tipo alle 7 e mezza si fa cena, sulle 8 e mezza si comincia da propinquiarsi. In realtà poi appunto da 2 anni a questa parte con le TV di Tatiele, di cui io faccio parte, di quali comunque anche con Abramo, anche con Nez, qui collaboriamo, insomma facciamo cose insieme. Noi stiamo un po' cercando, ecco, di riconquistarci, ecco, ridare una dignità, diciamo, a questa città, ridargli dei luoghi di aggregazioni e dei posti in cui anche giovani e anche meno giovani comunque abbiano la possibilità di trovarsi e fare qualcosa insieme, insomma. Non solo musica, non per forza, insomma, musica, dalla musica a, che so io, per esempio, la pittura, piuttosto che anche semplicemente poter esporre le proprie opere. Mi immagino magari un fotografo che fa un sacco di fotografie e poi non ha nessun posto in cui esporle, cioè se le tiene in camera sua è una cosa anche abbastanza inutile, ma invece magari comunque dare un posto in cui chi ha qualcosa da trasmettere abbia la possibilità di trasmetterla è una cosa importante, insomma. Questa parentesi, poi torniamo a parlare degli aftershave. Intanto continuiamo con la parte live e andiamo ad ascoltare il secondo pezzo, che si intitola Puttane e falsi dei, e lo ascoltiamo. Ascoltiamo. Dai, chiedimi chi sei e quanto freddo puoi
E torniamo a Garage Music con gli Aftershave. Questa era Puttane Falsi Dei. Parlavamo prima della scena trevigiana, cosa c'è da fare, cosa non c'è da fare, ma gli Aftershave dove suonano? Gli Aftershave dove suonano? L'Ovadina molto spesso. L'Ovadina. Ci stai offrendo un posto dove suonare, noi siamo sempre, veniamo a suonare anche a casa tua, non è un problema, noi volentierissimo, e siamo disponibili anche per festini privati, insomma, non abbiamo... Dove suoniamo? Questa è una bella domanda. Noi per esempio, dobbiamo rendere merito al comune di Treviso perché per anni abbiamo suonato nella sala prove del comune di Treviso. Grazie. Rendiamo il merito di questo. Grazie. No, ringraziamo il Progetto comune, Giovani, cos'è? al progetto Giovani, che oltre a fornire la sala prove ci faceva anche suonare una volta l'anno in piazza. Esatto. Dai. È stato sempre grandi momenti, mi ricordo. Grandi momenti. Sì, la volta che avevano messo i pantaloni a strap, mi ricordo. Sì, che addirittura. Sì. E te li sei strappati? Ovviamente, a fine concerto. Ovviamente a fine concerto. A fatica, tra l'altro. No, perché tra l'altro nelle dichiarazioni di intenti, sempre dalla pagina Facebook degli Aftershave, c'era Cuccare, no? Eh? Ma me ne ero dimenticato. Accidenti. È per quello che suoniamo. No, abbiamo... No, per quello degli strap. No. Ci abbiamo provato anche così, come cioè, alla fine adesso, a parte uno può inventarsi tanti motivi per iniziare a suonare, però tendenzialmente sono palle. Cioè, una persona inizia a suonare perché c'ha il mito della rockstar, no? Cioè, mi piace la musica. Quando hai 13 anni non ti piace la musica, è che hai il mito, cioè sono i miti della rockstar. Chi non lo ammette comunque, come che si dice in questi casi, è in malafede. Ecco, è in malafede. Di stare su un palco. Poi sì, vabbè, Sì, no, vabbè. adesso stiamo dicendo un sacco di cazzate. Comunque sapevamo che non saremmo arrivati da nessuna parte. Sì. Abbiamo subito capito, sono passati pochi giorni. Poche battute, sì. Ma avete un seguito? Abbiamo due seguito. Se con seguito intendi un alone di odore, quello ce l'abbiamo sicuramente. Un seguito. No, ma tornando al dove suonano, dove avete suonato, dai, raccontateci. Dove abbiamo suonato? Vabbè, in realtà io credo parlassi delle prove prima, per quello infatti io ho la febbre, è pieno di febbre, poverino, guardate. Allora, dove non abbiamo che di solito sei più lucido di così, però abbiamo suonato un po' ovunque a caso. E le situazioni che vi piacciono di più? Posti piccoli e puzzolenti, esatto. Quello sempre per il che seguito. I musicologi li chiamano intimi. Sì. Alcuni sì, io sono preventammente in posti intimi, mi piace avere contatto col piccoli e puzzolenti. Piccoli e puzzolenti. Questa è la definizione. L'intimo, come l'intimo, d'altronde l'intimo come piccolo e potenzialmente puzzolente. Molto bene, facciamoci. No, per esempio noi abbiamo una delle esperienze credo che più belle che abbiamo avuto è stato andare a suonare. Per 2 volte siamo riusciti ad andare a suonare in Germania da dei nostri amici che lì avevano una specie di, si può dire, comune praticamente, ed era questa casa a 3 piani dove si suonava nel sotterraneo praticamente, ed era una stanza una specie di cubo 2x2x2, si può dire. Una specie di bara. Una specie di bara, ecco, diciamo, dove la claustrofobia regnava sovrana. E lì eravamo neri, grattati. Eravamo noi 3 più il nostro vecchio bassista, che ai tempi avevamo un altro bassista, che salutiamo, Scara. Ciao Scara. Che ci guarda dagli aerei di cui fa lo steward. Questa era una parentesi. Perché? Comunque è stato molto bello perché una stanza 2x2x2, eravamo noi 4, poi c'era una quarantina di persone, che però è una stanza 2x2x2, praticamente è come se fosse suonare in uno stadio, da quanta gente c'è, è bellissimo. È un po' come San Siro. È un po' come San Siro, no? Ti ricordi San Siro? Sì, ti ricorda un po' quello. Ti ricordi? Esatto. Sì, come quella volta che abbiamo suonato a San Siro. Esatto. Come quella volta non ci è piaciuto tanto. E anche lì, che anche a San Siro c'erano 30 persone. Sì, il fatto che non ci fidiamo più di Ligabue, non abbiamo più i concerti. Quella volta che ci ha detto Ligabue, sì, esatto. Cioè, siamo andati a San Siro, lui andava al Campovolo, ci ha fatto proprio la supercazzo. Ci ha fatto la supercazzo sulla destra lì a San Siro, e siamo arrivati lì, abbiamo suonato davanti a 30 persone, una tragedia. Il parcheggio, ovviamente. Una tragedia. Beh, sì. Ricordi memorabili. Sì, no, vabbè, comunque adesso a parte le cose,
le cose. A parte le cazzate. Ma io direi che continuiamo con la musica Sì, e poi ci è una buona ritorniamo idea. e facciamo un attimo il punto della situation. Esatto. Ottima idea. Anche perché adesso ci ascoltiamo Vivo, loro sono gli Aftershave, dopodiché lanciamo la pubblicità e torniamo subito con un altro pezzo che ci lancia a Parigi. Parigi sì. Ma intanto Andiamoci. ascoltiamoci Vivo. che neanche ti accorgi che capita a te. Odi il caffè, tutto il genere umano che è un dato di fatto e fa parte di te. Che dovunque tu sia, questo buco di culo bellissimo, vieni con me in mezzo alla gente, da quelle domande a cui non puoi rispondere. Non esiste che quello che resiste, non esiste che quello che resiste, non esiste che quello che resiste, e lo dedico a te, che la luce per come colpisce mi invita ad insistere, e mi aiuta ad esistere, e mi insegna a portarti con me.
esiste e lo dedico a te, che la luce per come colpisce mi invita a desistere e mi aiuta a desistere e mi insegna a portarti con me. E torniamo a Garage Music, siamo con gli Aftershave, di nuovo buonasera da Alessandra Ghizzo, siamo con Lorenzo Netz, Danesin, Davide Abramo Andreatta, Ruggero, Ruggi, Carlo Pube Sorci di Aftershave, ma ho ricordato tutto, abbiamo appena ascoltato Parigi, prima della pubblicità c'era Vivo e ancora prima di Vivo invece parlavamo dei vostri live, giusto? Ricordando il concerto. Memorabili live. I nostri memorabili live che alcuni, che una persona che non mi ricordo chi era comunque ha definito come dei memorabili spettacoli di cabaret intervallati da parti noiose, che sono le canzoni praticamente. E ci ha riempito il cuore questa definizione. Ci ha fatto rendere conto che passare il tempo in sala prove non serve proprio a niente. Ha del senso, esatto, si sviluppano esatto. certe personalità che... Esatto. Ambienti poi ti ritrovi grandi, ambienti Sì, piccoli, soprattutto dicevate una stanza 2x2x2 con piena di gente eccetera eccetera, e poi so che avete anche altre situazioni abbastanza peculiari insomma per un gruppo. Peculiari, sì, nel senso che sì. Di piccoli. Di piccoli, nel senso Beh, di piccoli. possiamo vantare nel nostro curriculum di aver suonato la vigilia di Natale dentro una pizzeria da sport, credo. È stato un evento Music Pizza, al sì. Music Pizza, Music Pizza, esatto. Ma del tipo che il cliente chiamava, sentiva la musica di sottofondo, Sì, no, ordinava del tipo che se una... il cliente chiamava non si riusciva a sentire la cornetta che suonava, perché la situazione era abbastanza Esatto, noi abbiamo questo vizio concitata. comunque di suonare a volumi abbastanza impegnativi. Sì, infatti, no, questa sera abbiamo scoperto il problema delle pennate, che vabbè, insomma sono cose incredibili che non riguardano da mangiare. No. E sono È le stata la pennette. prima volta che ci siamo sentiti suonare, Esatto, davvero, sì. le pennette. Le pennette. È incredibile. E quindi sì, così. E noi invece, sempre a proposito dei live, so che sempre su Facebook vedevo Ruggero invece di stare alla batteria una fotografia dove cantava, può essere? Sì. E È il nostro progetto un po' di- parallelo. Il nostro progetto parallelo. Noi abbiamo un progetto parallelo che ci chiamiamo i Capitan Cloaca. Si eccita quando ne parli. Sì, non so se, sì, guardi, se vedi come è il massimo momento, il mio ego, diciamo la massima esaltazione del mio ego questi momenti. Capitan Cloaca che praticamente fanno cover degli Aftershave, cioè, e non solo. Cioè siamo noi che ci invertiamo gli strumenti. Esatto. Così E anche facciamo le tipo nostre Quindi io imbraccio la Quindi la chitarra, batteria- Netz imbraccia la Io batteria e abbraccio la Ruggi batteria. imbraccia il basso Esatto. e canta Ah, oltretutto, che è la cosa basta, più ok. sconvolgente. Esatto, nonostante tutto. E di solito cantiamo l'amore. E cantiamo l'amore. Sì, facciamo solo L'amore. canzoni d'amore e... Soprattutto cover degli Aftershave o di altri gruppetti che hanno fatto Sì. canzoni d'amore principalmente. Sì, esatto. Anche questa era una canzone Come? d'amore. Come Ricchi e poveri. o i Black ricchi e Flag. poveri. O il Black Flag, Beh. insomma. Comunque sempre solo amore, oppure Sempre anche le solo amore. canzoni. Chi è che ha scritto la canzone? Chi è che ha scritto? Gian Rosso, tu stai parlando di Gian Rosso, quello che ha scritto la Bibbia. Esatto. Sì, facciamo anche canzoni a sfondo cattolico, Religioso. L'amore, sì, sempre amore. Sempre amore. Sempre Noi cantiamo l'amore amore, in tutte le sue amore. declinazioni. E quindi chi è che ha più successo tra Aftershave dipende a e chi lo Capitan chiedi. Cloaca? Ha sempre successo l'amore. Comunque L'amore successo- sopra L'amore vince su tutto. E se più sì. M ci metti, più successo ha. Abbiamo questa cosa. Diciamo che gli Aftershave sono un gruppo musicale. Capitan Cloaca sono un gruppo di cazzoni, che sono le stesse persone, no? Però basta cambiare gli strumenti e si trasformano praticamente. Cioè siamo dei cazzoni anche con gli Aftershave, questo sia chiaro, però... A strumenti invertiti, siamo Sì. dei cazzoni a strumenti Esatto, invertiti, con gli siamo- aftershave, così. esatto, esattamente. E siamo un po' meno innamorati, ecco. Ho ancora delle domande da fare, ma direi che proseguiamo con il live e siamo alla penultima canzone, ultimo tiro.
Cosa parla questa canzone? Questa canzone, Cosa- intanto noi la chiamiamo Ultimo Tiro tra di noi, ma il vero titolo sarebbe Inizia Scara, che è il nostro ex bassista, perché era l'unico brano in cui cominciava lui. E quindi ci teniamo a dirla questa cosa. Da Inizia Scara a ultimo titolo, quindi l'inizio sì, e la no, fine, ok. Bisogna che sia così. Sì, sì, sì. Vogliamo risalutare Scara? Vogliamo risalutare, ciao Scara. Ciao, Scara, Ciao, che sempre Scara. ci segue sempre Dall'alto dei degli cieli, aerei. però in aereo lui. Sì, Questo assolutamente. vizio, Parlando questo- chissà quale lingua, con la bocca attaccata alla Indicando cornetta, chissà quali che non si uscite. capisce mai nulla. Che vita. Insomma, Di gli si è dato- Aftershave, ultimo tiro. Una vendetta e un perdono, e si è esaurito il weekend. Capisco il punto in cui sono, ma non capisco il perché. La stretta rabbia, la sfida, comunque soltanto banalità. Di fronte a quello che intriga, resta accogliente in silenzio. L'ultimo tiro di solito è quello che pesa. Sei d'accordo con me se la prossima volta mi chiedi se è il caso di smettere? Arrivo a quello che sono, arrivo a quello che sei e che vuoi, e mai che si possa dire, e figuriamoci scriverò. Dai, dimmi quello che penso, dicono la mia meta. La frustrazione è il suo dietro, ed ho capito il perché. L'ultimo tiro di solito è quello che pesa. Sei d'accordo con me se la prossima volta mi chiedi se è il caso di smettere? L'ultimo tiro di solito è quello che pesa. Sei d'accordo con me se la prossima volta mi chiedi se è il caso di smettere? E sono gli Aftershave, questo era ultimo tiro, dopo l'ultimo tiro cosa c'è? C'è il filtro. C'è il filtro. Questa quindi sarà l'ultimo pezzo. Sempre davvero? tornando, prima dicevamo il collegamento tra inizio, fine, sempre nell'ultimo tiro che era inizia Inizia Scara. Scara. Scara, il nome ancora non l'ho Scara, imparato, dovrò conoscerlo. Vogliamo salutare di nuovo Scara? Salutiamolo per la terza volta. Ciao Scara. Ciao Scara. No, invece all'inizio parlavamo dei vostri gusti musicali che nel tempo si sono evoluti, ma cos'è che vi evoluti? Boh, non so, ascolti che... Tu ti senti evoluto? Tu ti senti evoluto? E tu ti senti evoluto? Io mi sento evoluto. Ma dipende, se No, la per guardiamo niente. con Darwin.
Cioè, nel senso, io ho la coda Sì, qua dietro. lui ha la coda veramente, comunque non stiamo Ho scherzando. un ciuffo di peli all'inizio della schiena che non c'entra niente con il resto dei peli che ho sul corpo, per Che cui schifo, se vogliamo sì. dirla con Darwin, sì, mi sono Siamo evoluto. evoluti. Esatto, gli sta rispuntando la coda, quindi è un nuovo step dell'evoluzione. Era utile per stare stabili la coda, Esatto. dicono. Comunque, Ma a parte questo, Sono ampliati. Siamo abbiamo, sì. Ognuno di noi ha cambiato cose che ascolta normalmente, diciamo così. la realtà dei fatti è che comunque noi tre non potremo mai parlare di musica insieme. Se no Io- finisce a cazzotti. A cazzotti. Ma cazzotti veri. Io perché di musica non so niente. E loro due perché hanno gusti completamente diversi e le poche volte che è successo che parlassero di musica è sempre finito in tragedia. Cioè, Sì, gruppo sì. sciolto, Sì, occhi litigoni, neri. sì. Abbiamo- Camere d'albergo disfatte, quelle classiche cose. Non quelle dove eravamo noi, No, quelle di altre. altri. Ovviamente. Altre degli altri. camere, contemporaneamente, però è un po' come il battito di ali della farfalla da una parte che poi... Esatto. Ma quindi... Essere- No, non io voglio giustificare entrare nessuno. proprio nel merito. No, lei vuole delle- proprio fare un discorso serio vuole fare un e tu discorso lo vuoi serio. Ma impedire. scusa, Che sono musica curiosa, ascoltiamo? per dire quali sono questi gruppi, questi gusti musicali che hanno creato, cioè la mela della discordia. La mela della discordia, ma cioè più mele della discordia, Eh. tanto perché siamo degli ingordi prima di tutto, quindi se le mele non fossero di più noi siamo tutti abbastanza in carne per poterlo Sì, esatto. Comunque... Affamati. sostenere come tesi. Allora, i gruppi a cui diciamo noi ci ispiriamo, non so se esistono dei gruppi a cui non ci ispiriamo, in Era realtà difficile, ma infatti ogni volta provano a No, ma io chiederci volevo che- sapere vabbè, quelli a insomma. cui proprio... cosa ascoltiamo? Allora, se diciamo Ascoltate NoFX, cosa per non- esempio, siamo tutti d'accordo? Sì, Non ci diciamo NoFX, non ci siamo tutti incazziamo. d'accordo. No, esatto. Se diciamo Merzbov, Ecco là, Quelli cominciamo già. a capirci un io attimo più. grido al capolavoro. E loro non sono d'accordo. Partono le sediate tendenzialmente. Esatto, l'arcinoise giapponese non è apprezzato purtroppo. Se tu dici... Se io dico Lulli, voi mi guardate e vi mettete a ridere tutti e Lulli due. chi? probabilmente. Lullichi, sì, Esatto. esatto. C'è Lullichi. questo problema. Lullicchi. Io non dico niente perché io di musica non ve lo Ma se dico. si dicono oggi- tipo Pink Floyd... Beh, lì siamo capaci Lì di litigare su Pink Floyd. Sì, volete una litigone in Se- diretta? se volete, Allora, i Pink perché- Floyd sono il gruppo più sopravvalutato della storia del rock, ok? Adesso Nels non hanno è fatto lo stesso d'accordo. anche con Beethoven, però se andiamo a vedere che cosa succedeva in studio dal esatto, punto di vista ecco, dei adesso tu timbri, hai attaccato sta roba. hanno fatto adesso- una cosa che per esempio lo Francamente, spazio vabbè. scenico considerato come Ok, sì, uno sì, spettacolo e non solo come un mero Ma concerto. Ma noi Il ci documentario piacciono. a Pompei, hanno fatto non lo ho capito. spettacolo, ok, ma non sto parlando di spettacolo. Io semino zizzania. Sì, ma garage Io ho music... detto delle cose sgradevolissime su tua sorella. Davvero? Sì, sì, Ma prima. sono registrate. Seminare zizzania, così. Cose un Sì, po' sì, così. sì. Tra l'altro io volevo chiedervi anche perché la scelta del nome Aftershave? Ma perché dovevi fare questa cosa? Beh, eravamo d'accordo che ce l'avresti chiesto supponendo di saperlo. Quindi adesso ti chiediamo Per cui una adesso ti chiediamo come supposizione. fai a sapere che abbiamo un problema con questa domanda? Perché sai da dove viene il nome, è evidente. Quindi dillo Da tu. dove viene il nome Di tu da dove Aftershave? viene il nome Aftershave a sto punto, visto che ci Io? hai fatto la domanda. Sì, hai presente quando mi telefonano quelli della Sky, ho salvato il numero e cerco di proporgli un pacchetto Sky. È quello che sta succedendo adesso, Esatto. almeno è questo. Facciamo questo cambio un non po' ho di presente, prospettiva. no. Se no ti consiglio di proprio guardare Prendi i soldi e Inventa. scappa, dove Woody Allen si assume da solo. Anche lì siamo più o meno Si parlando assume? certo, va a un colloquio di lavoro e si assume da solo. Ah, non me la ricordo questa Meraviglioso. scena. L'avevo vista sempre al progetto Giovani. Adesso ti darò una risposta intelligente, ti dirò il nome, cosa importa il nome Aftershave, cosa importa la forma quando c'è la sostanza. Là litighiamo di nuovo. Cioè, Quindi era Aftershave, no, Shame, come si dice in inglese? shame, vergogna. Shame è vergogna. Shape e forma. In realtà, Shape in realtà forma. tipo noi ci siamo chiamati Aftershave. Shave e barba, cioè abbiamo proprio sbagliato, potevamo scegliere shame o shape. Era No, abbiamo shave. scelto- No, in realtà è non volevo andata, un davvero è cazzo. andata così Scara che Salutiamo Scara. effettivamente è andata così, si è seduto sul water e di fronte a sé quando stavamo pensando, c'è il momento in cui un gruppo pensa a che nome darsi. Esatto. All'inizio E lui c'era la Summer Card, non pagava i messaggi e quella volta è stato male perché ha proposto a tutti di chiamarci Aftershave, che era l'unica cosa che riusciva a leggere dalla sua prospettiva poco... in realtà all'inizio noi quando Ma siamo tu poi a 14 anni. ma lui aveva già la barba. Ah, Ciao ok. Scara. con la barba. Lui sempre Ciao, Scara. Noi no, però lui sì. Comunque all'inizio ci chiamavamo noi esatto. Comunque noi all'inizio, essendo che quando abbiamo iniziato a suonare eravamo 5 chitarristi. E non c'era nessun batterista, e allora abbiamo deciso di chiamarci Batteria Scarica.
Poi dopo è arrivato un batterista e a quel punto non potevamo più chiamarci Batteria Scarica e è arrivato questo nome. Abbiamo inciso il primo disco con questo nome. Poi io per festeggiare questa incisione ho deciso di tatuarmi la copertina del CD sulla natica sinistra, e dopo che me l'ho tatuato è arrivato un uomo e mi ha detto: certo che però al posto che Aftershave potevate chiamarvi Aftershame, però a quel punto il tatuaggio era fatto e cosa faccio adesso? Cancello la V sul tatuaggio, sul culo, e ci metto sopra una M. Quindi c'è stava Aftershame. Vedi che alla fine lo sapevo. Dopo la vergogna, cosa c'è dopo la vergogna? Hai ascoltato le nostre interviste? Esatto, dopo la vergogna, dopo la Aftershave, cosa c'è dopo la forma? La sostanza? La sostanza, non credo. Esatto. E siamo giunti alla fine, ragazzi. Ci sono da ricordare le date, dove recuperare il vostro CD A casa di Ruggi. datato 2007, quindi già una... No, Possiamo dare l'indirizzo? su Facebook Una ci sono tutte le reliquia. nostre tracce scaricabili Sì. a gratis, A vero? gratis. Ah, certo. Su un SoundCloud. The Aftershave HC. No, The Come cazzo Aftershave si e chiama? basta. No, deve Aftershave e Non mi basta. ricordavo. Nella pagina Facebook c'è il link a SoundCloud dove ci sono tutte quante le nostre canzoni in download. E ringraziamo il gruppo che sta sotto The Aftershave HC perché gli abbiamo appena fatto della pubblicità gratuita. Esatto, spero non esistono. Boh, tra vabbè. l'altro. Beh, se esistessero E le prossime date? potrebbero organizzarci un concerto. Comunque le prossime date sono l'11 febbraio a alla Padova. Tana dello Studente a Padova. Esatto, e poi a data da destinarsi il recupero della data con i Peter Punk al Django, che verrà fatta prima o poi. Prima o poi. Esatto. E quindi siamo nella stessa situazione anche il Capitan Cloaca, immagino. Sì, sono due cose che vanno a braccetto, insomma. Perfetto. Si amano, cantano l'amore, si amano. Prima abbiamo ascoltato l'ultimo tiro, adesso rimane il filtro. Dopo l'ultimo tiro c'è il filtro e poi fine tutto. Esatto, dopo la sigla, ai noi. Quindi noi ringraziamo gli Aftershave, io ringrazio Nicola Marchesina alla regia. Gli Aftershave sono Lorenzo Netz Danesina, voce chitarra, Davide Abramo Andreatta al basso, Ruggero Carlo Pube Sorci alla batteria. Ora ci ascoltiamo Filtro di Aftershave. Ciao! Ciao Radio Ciao, 1 e ciao Garage Music, grazie dell'ospitalità. Grazie. One Love. Di tempo oggi mi trovi spento a partorire il desiderio di poter uccidere filtro di gialla sopra gli occhi sarà che polo opposto perché è superiore, sarà l'indifferenza, sarà più fame di un sorso di troppo nella fantasia. Per me sarà la musica, sarà che sincrona come il tempo, la luce è quello che mi filtra dentro, sarà che ho voglia di scopare, non basta, mi sa troppo vento per capire, la sensazione di poter uccidere, briciola chimica, è una questione di tempo. Oggi mi trovi spento a partorire il desiderio di poter uccidere, filtro di gialla sopra gli occhi.